Per quanto riguarda la sua seconda squadra del cuore, è già pronta la domanda di Zanetti con tanto di... Beh, intanto saluto Zanetti, no, ho letto la domanda. Se tornerà in Serie B il Portoguaro, allora caro Stefano, me lo auguro a Portoguaro e incrociando le dita lo spero. È il Portogallo città da poter sinceramente fare una Serie B? Al di là di tutto, cioè, perché c'è il Chievo che fa la Serie A, Beh, allora guardi, no, Non- lo stadio c'è, le tribune sono state messe, ma anche da sostenerla come tifo, come tutto. sarebbe voglio dire. opportuno appunto che poi il pubblico non mancasse e che fosse più continuo nella presenza. Certo, bisogna anche un po' ingranare, quindi facessimo un anno o due in Serie B, sono convinto che la nostra base di tifosi potrebbe aumentare. Certo, bisogna considerare che abbiamo l'Udinese che è una grande squadra a 50 km, che Portogallo e Sandonà hanno un rapporto storicamente un po' sì, non facilissimo, quindi sì, in teoria c'è un bacino d'utenza di 150.000 persone a Portogallo, se consideriamo tutti i comuni attorno, dopodiché alla fine vediamo che allo stadio, anche l'anno scorso che eravamo in Serie B, vedevi 1500, 1800 persone, certo ce ne vorrebbero almeno 5.000 per fare in tranquillità un campionato di Serie B. Certo, bisogna riconoscere che da un lato la famiglia mia, dall'altro i tifosi, quelli che vanno sempre, hanno fatto degli eccellenti sacrifici. Quest'anno hanno puntato su una squadra di giovani, di ragazzi che si stanno impegnando, tra gente di 20 anni, 18 anni, quindi veramente complimenti, bravi.